Erisi in Nugoro, in sinteri di un addobbio fatto in sexme, e si stava presentando su partì un obu l'Italia in Comune, chi viete intresor fundadores su sindico de Parma Federico Pizzarotti. A perrere sostra balloso sono responsabile regionale d'Italia in Comune Maurizio Sirca e Antonello Zicconi. Chi in Pizzarotti hanno partecipato peri su sindico de Cerveteri Alessio Pascucci, coordinatore de su partiu. A questo movimento uno pompiande sindicos e amministratore sardoso, pensando mescamente a sa selezione regionale. Alle dare su benevegno a sa delegazione va pensaus vice sindico Sebastian Cocco, presentes esponentes politico nugoresos della base e della città in comune. Sapunna de tornare a pesare un movimento da basso che va a una rete di listar civicas, associos o persones che poden partecipare a sa selezione locale, regionale e nazionale. Sartare de Santa Maria e Sunive in Nugoro a torrare commente viti in antico, tornando su progetto desarchitetto Giacomo Galfrè fatto in su 1849 in stile neoclassico, candovina a cabanne sostraballos provravicare esasea desa diocesi de Nugoro in pesso torrada a costituire. Sanova e su progetto, chi previditi de ponnere in sicurezza a stumbar de sospiscamoso e s'illuminazione nova de Santa Maria, Losana presentaos custu manzano in sintiri de una conferenza prosimprenta. A Saddobio, coordinau dai Michele Tatti, direttore d'Esortobene, hanno piccau parte architetto Angelo Zirano, che ha curato su progetto pro torrare a S'anticus artare neoclassico Maria Paola Dettori desa soprintendenza de Nugoro e Tattari, che ha approvato intervento. Su Piscamu de Nugoro, Mussennor Marcia, ha tammentato a scondizione de Santa Maria in lampada de 2011. S'architetto Zirano invece ha raccontato desa chirche storiche documentale e desa nascita desa sea e desartare. A pustir de su progetto desarchitetto Galfrè, in su 1932 sartare l'ana modificau, ma est in su duamizza chi l'ana muzzau, sos cantos originarios in marmaru, in principio abbandonaoso, come los ana recuperaoso, e suna disponimento per lo storrare solo chissoro e torrare sartare a commente vitistau progettau. Sì, che operazione è stata sicura a maniera dei carabinieri del comando provinciale di Nugoro per prevenire e contrastare a maniera particolare la violazione del codice stradale. In su vine chi da Colau, sa compagnia dei carabinieri di Siniscola, hanno disposto controllos in sos caminos prustravicaoso in Tresan Teodoro, Budoni, Orosei e Durgali, ube in custa schidas a Batarribau un upore de turistas. Sor militares hanno compudao 180 mezzos, denunziande e ritirande a patente a 3 persone che cavini guidando in briacasa. A un giovane de 30 chimbannos de Orosela ha denunziato che vi guidando senza patente ritirata dai suoi due amici bindichi e in prussa macchina viti senza revisione e assicurazione. Cassauso in possesso de droga, a ser giovanoso, Losana zinzalausa sa autorità giudiziaria commente consumidores de droga. Si squadra mobile de Nugoro che ha appurato arrestà un uomine de 56 anni che si accusa di possesso e coltivazione de droga pro la vendere. Sos poliziottos o desa sezione antidroga pustir de controllos e appostamentos han avidu chi in domo de somine vivi sempre un andalitò rezzente. Che hanno fatto controllos profungudos e una perquisizione domiciliare hanno accattau e sequestrau una preda d'eroina de partire in doses 7 imboli corzai bene tancauso, 2 kg de marijuana, dinari in contante, pesicheddoso, materiale per partire a droga e 7 vundor de canapa indiana in su terrazzo. Sappadu in sudienzia de convalida a s'arrestau la nadausor domiciliarese, isettande su processo pro direttissima in su tribunale de Nugoro. Sa Sardigna deve pagare 1,5 miliardi di euro pro risanare sa scassar desistadu. Un contributo che pone in pericolo s'isula e su sistema regione.
Sa denunzia arribata da esos presidente desa commissiones e bilancio Franco Sabattini e autonomia Francesco Agus che hanno annunziato s'avvio di una avvertenza nuova che in si stadu, un iter che ha da cominciare crasa che in sasetti a compartia desar duas commissiones. Ammusu a cominciare che in sas audizione desos assessores a sos entes locales e a sa programmazione e desos rappresentanter de ANCI e CAL a Nau Franco Sabattini. S'obiettivo è di arrivare a una risoluzione de presentare a su cussizzu. Sa questione seria e meresse un dibattito pubblico. Sabattini e Agus hanno mentovato trasferimento ormancauso protichentor milioni di euro. In su 2017 si stadu a sos entes locale li dava ta 868 milioni di euro, tanto che er minimao in su tempo su vinzas arribare a sor 220 milioni di euro di su 2017. 82 milioni di tassas provinciales si lor mantenete s'agenzia desas intradas chi appustis che lo stramu da tassistatu. Este una situazione pesante meda a Sabattini e si accustus a Nanghene so 680 milioni di euro di accantonamentos sa questione drammatica. Arriscammusu de non resessire a parare fronte a sorbisonzor de sos comunes sardoso. Sa questione si dia pode risolvere che in s'attivazione des agenzia sarda desas intradas. Sos carabinieri del comando provinciale de Casteddu, che in Sazudu dei Cussor de Nugor e Tattari, canisper di una grefa criminale che trafficava a droga in sue Casteddu. Sor militares Custumanzano hanno eseguito 14 ordinanze cautelare, 7 in carcere e 7 a sor domiciliare, firmata dai su GIP del tribunale de Casteddu. Desoperazione, cominciata a pustir desirrobatoriu a sa aviliale de su Banco de Sardegna de Casteddu, fatto su 15 di agosto de su 2016, da faveddao in una conferenza pros imprenta su colonnello Ivan Giorno, comandante de su reparto operativo. Sos indagaos sono accusados de possesso de droga pro la vendere dai capitani de su 2016 a maio de su 2017. A una desas persones a sor domiciliares li sono imputande per isu reato de ricettazione, che in sintiri desa perquisizione hanno accattao merce vurada a una ditta di assemini. A un atteru l'hanno accattao che in una pistola calibru 7,60 chimbe vurada e 7 broccar de sue 3 secoli innantir de Cristoso. S'operazione è scominciata arveschende a oie che imprur de 80 omines e che in s'azzudu de sos cassadores de Sardegna è un elicottero da Elmas. Custumanzano, in suo municipio de Bonifacio, hanno fatto una consulta Corso Sarda, organismo interistituzionale desas assemblear de corsi che Sardegna. In sinteri desos traballos, o presedior desos presidentes Talamoni e Ganau, hanno vavedao de quistiones istituzionales che a sos 70 anni de autonomia, s'insularidade, sa riforma costituzionale in Francia, sa relata supra s'evoluzione statutaria desa Corsica e sa deliberazione supra su venidore desa politica de coesione, sor documento supra sa tutela linguistica, documentos in materia de politica sociales, dua relatas in materia de istruzione e una chi pertocca tas ambiente e sa gestione des Arbucar de Bonifacio. Erde importumannu a amparare e a fortiare sas politicas de coesione a livello europeo, contrastande sa punna a centrare funzione, risorse e servizios a Nauganau. Sas politicas de coesione si deppene previdere chi in interventos a misura pro sa regiones peninsulares. Sa relata supra su venidore de sas politicas de coesione in Europa riconoscete che sas strategias macroregionales rappresentano uno de sus istrumentos principales de attuazione de sas politicas de coesione che querene minimare sas differenzias intre sas regiones e ponne spari sas forzas in favore de creschida e occupazione. Sa Guardia de Finanza de su Comando Provinciale de Nugoro si chi tisos controllos pro cassare chi atas esenzione de su ticket sanitario ma no ata su diritto. Sor militare desa tenenzia de Arbatax hanno cassao 2 persones che non entravano in sos parametros pe videos da esa legge pro aeres esenzione ma hanno fatto un'autocertificazione vrassa. A maniera particolare sor militares hanno accertao chi custas persones hanno applicao contributos riservaos a sor cittadinos disoccupaos che in
reddito familiare risulta su 8.000 euro e a cittadinos che in più di 60 chimbannos o che in reddito più basso di 30.000 euro. A Amborduoso lisana vattu sanziones de 3 volte su tanto che hanno risparmiato. Sono una chimbantina dai su principio de anno, sos poveror frassos o chi hanno cassao sor finanzierisi in provincia de Nugoro. Sa continuità aerea nova a cominciare su 31 de marzo de su 2019. La decisione erisi sa giunta regionale a secur desa proposta des assessori a sos trasportos Carlo Careddu prorogando su sistema in vigenza a su 30 de marzo. Sa continuità aerea nova ha fondamento una chirca vatta da esuccire su centro de chircas economicas e mobilidade des universidade de Casteddu e desa e Tattari, che a discutere in sintiri desa conferenza de servizios che a fa che Iovi in Roma. Si studio si basa sopra de una scantas particolaridades de esos trasportos aereos in Sardegna, che in istio hanno bisogno di aumentare esos volos e sos postos pro garantire esa dimanda de esos residentes che si depene mogere pro traballu, studio e salute e chi si non potene viaggiare pro ne che desaumento desa richiesta desos passeggero non residentes che vengono in Sardegna in vacanza. Prosu chi pertoccata su sistema tariffario, considerato sos indittor desa Commissione Europea, arribaus che in salittera des undici des Antugabini des 2017 sa regione proponete de differenziare intre residentes e non residentes. Sa continuità de nova considerata fondamentale sa strattas pro Roma, Fiumicino e Milano Linate. Sa giunta regionale a secur desa proposta des assessoras a difesa des ambiente Donatella Spano ha destinato 280.000 euro pro ammaniare un avviso nuovo pro manifestazione de interesse che potene vacere sos entes pubblicos che in su territorio soro hanno sittor de importanza comunitaria, zonas speciali de conservazione e zonas de ampari speciale che non hanno piano de gestione o non l'hanno gala giornao. Alludare schire sa giunta regionale in una notta ubenarta chi l'obiettivo è scusso de affortiare su sistema desa rete Natura 2000, totus as areas amparadas istituias conforme a normativa comunitaria nazionale e regionale. Binda galu pacor desitos Natura 2000 che galu non hanno un piano di gestione o misure de tutela che assicurano una gestione corretta desas areas pro mantenere bene. Dunque è necessario aggiornare e concludere esa pianificazione. Est un intervento umano pro amparare un patrimonio di biodiversità e pro valorizzare questa azienda che in su turismo a naus assessora Spano e ponete in claro purus as criticitades de esos sitos uve bisunu poligonos militares designaus commente ZSC. In sa rete Natura 2000 sono 27.183 esos ettarios interessados e sta a narrare su 17,7% de su territorio regionale. Cada anno su de che prochentu de sos suverioso, beni curfiu da esa limantria dispart, un arrabiu, sarucca, de sos schentu pro dannaresos in su mundu. E su chi si leghet in un'interrogazione urgente presentata in Consiglio regionale dei riformadores, primo firmatario Michele Cossa, che peditia su presidente della regione Pigliori e assessora ambiente Donatella Spano, interfacendo della regione pro evitare che proneche de Custarucca si chi sperdana sospadenter de Suberiu. Caioner de sicurezza, salute pubblica, tutele e amparo de sospadentes sardoso. Custarucca torra taccadannu e finza si s'aggiunte in Santo Gabine de 2017 aiata deliberato de programmare un intervento che previdiata di aumentare il trattamento finza a 30 ettaros, a oie non si schinnudda di questo intervento. Sono riformadores sono vinzas a pessamentaoso che finza a oie sa disinfestazione e sti stata fatta senza un piano territoriale perpere e risultano trettoso che a soprano di Abasanta ove questa pesta hanno idea di abbrandare. Pro su settore edilizio in Sardegna pare che chisa crisi non carriata a brandare. In su 2017 di fattisi sos interventos in Sardommo su nistao spezzi battomizze setticentos su 60 chimbe procento in manco rispetto a su 2017. In su 2017 ha connotto una crisi lezza vinza su settore immobiliare che abidu minimandes a vendita di su 30 chimbe procento rispetto a su 2017. Carchesinzale de mezzoru serviti in sos primos 3 mesi di su 2018 ove su mercato è scresso
reschio desudeche, batto sprochentu. All'unare resta esurtimu documentu desa CNA Sardigna che analizza tasandamentu de su comparto edilizio. Desu 2014 a oggi battappi in tutta Italia un mudamentu che in Sardegna sta arribao pezzi in su 2015. Per su 2018 però la CNA carchi spera la data, considerando esandamentu buono desos primos 3 mesi dell'anno. Sorfinanzieri del comando provinciale de Nugoro, promedio del reparto desa brigata de Bosa e desa tenenzia de Siniscola, hanno fatto due operazioni contro evasione fiscale e abusivismo commerciale. Sor militare desa tenenzia de Bosa hanno fatto un servizio contro sos affittos in Nigheddu. Hanno cassato un nomine de Macumele chi impreande una società de capitalese de su 2003 che affittava immobile de proprietà balanzande di Nare Meda. Sor finanzierisi, confrontando ar banca d'attos che in elemento scolleosi in ziru sono resisiose scoperre risultanto balanzao che in immobile affittaoso finza schenza contratto regularese dande però ricevuta sprosultanto rizivium ma chenza l'ar declarare a su viscu. Accabata ispezione, sor militare hanno accertato che somine noata declarao 200.000 euro e procussano pediu misura cautelarese e sa disponibilidade desa sociedade. Sor finanzierisi desa tenenzia de Siniscola, paris a sosa agenter desa Polizia Municipale de San Teodoro, hanno fatto un'operazione contro su commercio abusivo in sasi spiaggia de La Cinta e lui impostu. Sor militares hanno cassao battor vendidores ambulantes desa Mauritania, desu Bangladesh e desu Senegal, che vini vendende senza sas autorizzazione, violando esa legge regionale che disciplina sas attivitades commerciales. A sosa abusivos lis hanno posto contravvenziones e sequestrao prur de battomizza articulos postos a disponimento de su comune de San Teodoro competente per definire illicito amministrativo. In sapratta de Florina, in occasione di un altro appuntamento della nuova edizione del Festival Florinas in Giallo, l'Isola dei Misteri, dedicato a suo genere letterario giallo, scrittora napoletana Sara Bilotti ha presentato l'ultimo libro suo, I giorni dell'ombra, imprentato dai Mondadori. A scrittora napoletana l'ha intervistata a Mauro Pugeddu, magistrato e scrittore nugoresu, indennante di uno pubblico di amantiosos de su genere, attento e interessato. I giorni dell'ombra è un thriller ambientato in intro di un condominio che affronta ta quistiones edilicas che ha su controllo mentale e a sarelata de dipendenza che aborta naschiti intresa vittima e su carnefice in sos abusor fisicos e psicologicos. Sara Bilotti ha cominciato in su 2002 che pubblicando esos contos Nella carne. Ha scritto la trilogia L'oltraggio, la colpa e il perdono e este zai traballande a su romanzo nuovo sempre un thriller. A pustis a conferenza de servizios fatta eris in Roma ta provausi schema desa continuidade aerea desa Sardigna, sa regione sta prettande pro maniare su banno intro su mese capidanne e lo pubblicare in sa gazzetta desa comunidade europea. Sarlini arguida previdini un aumento desos volos e desos postos in sa strattas da e pro sa Sardigna, piccando in considerus andamento storico desa dimanda quando si registra un aumento desos passeggerisi e si stagionalidade, mescamente in istiu. Hanno confermato a differenza desa tariffas a intre residentes che non mudano rispetto a Sardecommo e sos chi non sono residentes sia in istiu sia in iverru, previdinde un tanto massimo che non si può brincare. Sos aeroportos desastrattas in continuidade aerea sono Cussor de Roma Fiumicino ed è Milano Linate che quest'ultimo permette di arrivare in pressa a stazione centrale e ha possibilità di impreare alta velocità. Prosor viazzadores diversamente abiles hanno previdio tutelas particulares e due posti riservato pro questione sanitarias in su primo volo iniziato da Sardegna e in s'ultimo in arrivo vinzas a 48 ore prima desa partenza. Sos carabinieri desa compagnia della Nusè e desistazione de Baria hanno cassao in mezzo de esos arbores de una pinetta in località de Vodini una coltivazione de cannabis indica e hanno arrestao due persones. A postir de una paia dies de appostamentos, sos carabinieri hanno cassao due orzovanor de Bari de 30 chimbe de 30 annos, a bande 37 vundos in sorvasos, cubaos da eateros arbore, sa cannabis fiti de calidade nana e sul fundos prusartos fin
fini massimo 1,5 metri e tottusu fini zai ivrorioso. Pro la bari impreavano a bidoner de abachi, battiana a cue cada die, sorzovano so cassaus in grimines e no ana mutiu mancubà. In sinteri desa perquisizione domiciliare, sor militares cana sequestrao 70 grammi de evroridura de cannabis, 70 chimbe semene sempre de cannabis e unu pesicheddu de precisione. Accabadas sar formalidades de legge pro sorzovanos sa procura della Nuseata formalizzaus os arrestos domiciliares isettandes udienzia de convalida. Sor Zuzzer desa prima sezione penale de su Tribunale de Casteddu hanno condannato a sex capogruppo de su PDL in Consiglio regionale Mario Diana chimbe annos o esser meser de reclusione. Su pubblico ministero Marco Cocco pro Diana andai a pediu 8 de annos. Desu che hanno accertato Sor Zuzzes e che hanno emittius a sentenzia de condanna Diana in calidade de capogruppo PDL in saeba 14 legislaturas da marzo 2009 a marzo 2012 e si stau colpevole de peculao aggravato. Li contestano a 200.000 euro che arrivano a 60.000 che in sorfundo schiata avvallao in favore de atteros cussizerisi. Sa sentenzia de custu manzano tancata uno desor dibattimentos a garrigo de uno schento cussizeri regionale de totusor grupposo. A sex capogruppo de su PDL l'hanno condannato vinzas a interdizione perpetua dai sos ufficios pubblicos. Sor finanziere di su comando provinciale di Nugor e desa brigata de Bosa a Marina hanno scoperto un studio professionale che traballa in tutta Sardegna, che noata declarava a su visco una parte manna de sorbalanzos in sosannor fiscale se 2020 che 2006. Sor militares hanno fatto una verifica fiscale a si studio professionale accertando che per 2 annualitades computadas noata declarao balanzos pro prusu de 80.000 euro e noata paccao IVA e IRAP pro prur de 20.000. Pro aere clara la situazione dei su professionista, sor finanzieri de Bosa hanno fatto un'analisi economico-finanziaria considerando al bancar desordatos e sos elementos acquisius in su territorio. S'operazione este in s'ambito de sas attividades de polizia economico-finanziaria a maniadar de su comando provinciale de Nugoro pro contrastare evasione fiscale in azienda a tutela de sa libertades economicas de sos cittadinos o de sas impresas e de sos professionistas onestos. Sos agenti de su Corpo Forestale Regionale oggi in Nugor hanno avvestao a Santo Giovanni Gualberto, su para Benedettino Amparadori Soro, che in una missa solenne, in saprata de sa Cresiedda in su monte. Sa missa l'hanno nata a Don Giovanni Maria Chessa, parraco de Santa Maria, e Don Francesco Mariani, parraco de Santo Giuseppe. Santo Giovanni Gualberto, vito un para fiorentino, chi ervivio in San Numilli, fondatore de sa congregazione vallombrosiana. Un percorso de vide chi a primo l'ha fatto perdonare su mortore de suvrade e a pustisi l'ha fatto vacere una vita de remittano in sospadenter de sa Toscana e si sta Pio Suedoi chi in su 1951 alluva che santo amparadore de su corpus forestale cando sospara a volo vallombrosiano finito raus in sa sede storica da ube che lo saiana dispazzaus un secolo prima. A sa missa ana presenziaus as autoridades e civiles e militares de Nugoro e de sa regione. Su sindico di Nugor Andrea Soddu, su prefetto Carolina Bellantonis, assessore a sa sanidade Luigi Arru. Sa celebrazione l'ana promuove as ispettorao ripartimentale di Nugor in collaborazione con su comitao Monte Ortobene Ultima Spiaggia, che in su 2006 che attorrao a Novus a Cresiedde e che in istiu la mantene aperta cada die. Sa missa esti stata occasione pro aumentare impinnu vittiano de su corpus forestale regionale pro samparu de sospadenter de sa Sardegna e non pezzini istiu ma 360 chimbe di esassannu. Custu manzano in sarto di Orune ha cercato di chiedere duoso allevadore de sa vidda, Gianpietro Chessa de 70 chimbannos e su vizu Ignazio de 48 che viene andando a su cubilissoro. Sor duos omines e sono resissiosa a si fughiri a si scampare al fusilada, si sparada de sor mortores. In pessu daus allarme che sono su prio sos carabinieri de sa compagnia dei vitti, de si stazione di Orune e de su nucleo investigativo de su comando provinciale di Nugoro che hanno avviato as indagini e computao parma a parmo su locu chircande elementi
elementor de profettu per scoprire come sono andata sas cosas in Cantorfini. Su chi vedevre vario de su 2007 in un'impostata in susartu intre Benetutti e Nule hanno morto ateror du orfizzos de Gian Pietro Chessa Nicole Serafino de 31 e 30 battorannos, frader de Ignazio. Sos carabinieri desa compagnia di Nugora, secur de sos provvedimento firmato des ufficio esecuzione penale desa Procura Generale de Casteddu, hanno arrestato 3 persone de Orgosolo implicadas in s'indagine che pertoccat una greffa criminale che traffica droga e armasa e che in su 2003, che in sintesi di un'operazione de sos carabinieri e de su nucleo investigativo de su comando provinciale de Nugoro, aia fatto arrestare 27 persone. Intre sos arrestados biviti Vinzar Graziano Mesina, considerato da esor Zuzzer desa Corte de Assise de Casteddu su capo desa greffa e condannato in appello a 30 anni de galera. Sas indagines aian accertato che sa greffa, che in radichinas in Orgosolo e contattos in Sardegna e in continente, fiti specializzati in sa vendita de armasa e droga. In sintesi des operazione, chi da esusese a sudeche de tribulas a timpinnau 20 pattuglias de carabineris, des agistrazione de Orgosolo, Mamuiada e de su nucleo operativo di Nugoro, sos militares hanno arrestato 3 persone che comman appius a condanna definitiva. 2 sono in badu e carros in Nugoro, su e 3 est a sor domiciliare scano sta bene e bindata un atteru de omine su e battoro che si è costituito in sabocao suo in su carcere de Salighera. Sa Commissione regionale di inchiesta su prosas politicas industriali de Ottana, presidia da esu Cussizeri Luigi Crisponi, l'unisi a tafaccher un sopralluogo in s'area industriale, paris a sossindicor de Ottana Franco Saba, de Bolottan Annalisa Mozzo, Federico Pirosu de Noragugume, des amministratore straordinario desa provincia Costantino Tidu e paris a su presidente de su consorzio industriale Piero Guiso. Luigi Crisponi scrive che chiesto un sopralluogo proviere de persone a condizione de suzassi industriale e permettere a sor membro desa commissione de valutare esistado a dier de oie. In Sardiesi inveniente sa commissione at esaminare sos attos chi sono maniande e at avviare sas audizioni a sos suzzettos istituzionales che anappiu e anaga luoie e tebieri in sa questione de s'area industriale. Crisponi concluit in ande che su confronto che in sos amministradores convocados pro l'Unir Manzano ad essere de profettu pro valutare sas prospettivas desindustria in sa Sardegna de Mesu.